Mercoledì 15 gennaio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda la nostra regione a livello politico. Questo è il titolo: regionali, Zaia all'attacco. Il governatore su Fratelli d'Italia: se dirà che non abbiamo amministrato bene, le nostre strade si divideranno. Scontro sul terzo mandato, il leghista strappa: non prendo lezioni da chi è in Parlamento da 30 anni. Il senatore De Carlo spiace che personalizzi. La mia priorità è il Veneto, subito dopo c'è la Lega e poi viene il centrodestra. Luca Zaia va all'attacco sul terzo mandato. Se qualcuno dirà che il Veneto non è stato governato bene, è il messaggio a Fratelli d'Italia e alla Premier Meloni: le nostre strade si divideranno. Non accetto lezioni da chi è in Parlamento da 30 anni. Pronta la replica di De Carlo di Fratelli d'Italia: spiace che personalizzi, per la candidatura sceglieremo il profilo migliore. L'approfondimento lo troverete da pagina 2 a pagina 3. Per quanto riguarda la provincia di Belluno, nuovo codice della strada, Baristi l'appello, sicurezza ok ma ora servono autobus e taxi, il timore dei controlli spinge a bere solo un bicchiere se poi si deve guidare, esauriti in farmacia, l'alcol test fai da te. L'approfondimento di Alessia Forzin da pagina 18 a pagina 19. Quartier Cadore, il caso Mensa, notizia che ci porta nel capoluogo come richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Le famiglie morose pagheranno gli arretrati, caso Mensa, le famiglie morose si sono impegnate a saldare il debito con la Dussman, la ditta che fornisce i pasti. L'approfondimento di Paola Dalanese a pagina 20. Il nodo del contenimento, lupi, 18 mesi per l'ok ISPRA, sono troppi, siamo a rischio. Prima dell'ok dell'ISPRA al declassamento dei lupi passeranno altri 18 mesi, sono troppi, siamo a rischio, dicono in Alpago. L'approfondimento a pagina 20. E la foto di copertina ci porta invece a Cortina d'Ampezzo. Sulla Tofana in azione un esercito di 400 persone per il grande fine settimana della Coppa del Mondo, pista pronte per le gare come si può vedere da questo scatto fotografico fatto in notturna. Ma sempre a proposito del bellunese, Cortina non ha voluto la tappa, salta il giro, parliamo del Giro d'Italia ed è polemica. Il presidente della provincia Roberto Padrin, focus sulle Olimpiadi. L'approfondimento a firma di Alessia Forzina a pagina 16. Il progetto dell'impianto, ancora da Cortina, nuovo tracciato della cabinovia per Socrepes, oggi la decisione. L'approfondimento di Michielli da pagina 28 a pagina 29. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 387 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ancora per quanto riguarda la provincia di Belluno, infortuni sul lavoro, male il bellunese, ieri a Feltre mano amputata a un operaio di 40 anni nel cantiere di Rete Ferrovie Italiane. L'approfondimento di Curto da pagina 12 a pagina 12 e a pagina 22. Questi i richiami principali dedicati al Veneto e alla provincia di Belluno che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda appunto l'incidente avvenuto a Feltre, incidente in stazione, perde una mano, la vittima è un operaio che ieri mattina a Feltre stava lavorando su una campata, inchieste della Procura e di Rete Ferrovie Italiane. Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di ieri a Feltre, un operaio ha perso la mano destra mentre realizzava una campata della linea di contatto presso la stazione ferroviaria di Feltre. I sanitari dell'ospedale di Feltre, subito compresa la gravità dell'infortunio, hanno disposto il trasferimento con falco al centro di chirurgia della mano di Verona, ma nonostante ciò il quarantenne di origine albanese ha perso l'arto. Era una giornata lavorativa come le altre, quella di ieri alla stazione di Feltre. Come noto, da qualche giorno è ripresa la chiusura della linea ferroviaria con l'obiettivo di chiudere i lavori di elettrificazione totale della linea. Sul posto la ditta che ha vinto l'appalto di Rete Ferroviaria Italiana. Qualcosa però ad un certo punto è andato storto e l'incidente. Sul posto il 118, i carabinieri e i tecnici dello Spisal. L'approfondimento di Scarton a pagina 9. Foto di copertina: Gosaldo e la Veder erano diventate famose in Svizzera. Una via per le sorelle del ricamo, Regina e Anna, come possiamo vedere da questo scatto, 2 delle 3 sorelle la Veder di Gosaldo, e ovviamente la loro emigrazione le ha portate a San Gallo. L'approfondimento di Fontanive a pagina 11. Belluno, i Novax risarciscono il medico, l'approfondimento di Bonetti a pagina 2. E ancora sci mondiale a Cortina è la settimana delle frecce rosa, l'approfondimento di Dibona a pagina 3. Per Arolo, sicurezza idrogeologica
idrogeologica, 2 cantieri per rinforzare sponde e argini del Boite. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 13. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, niente tappa del Giro d'Italia per il 2025, hanno deciso in 2 o 3. Alcuni sindaci del Bellunese lanciano l'hashtag Io non ci sto, l'approfondimento di Scarton a pagina 2. E ancora la provincia, Bortoluzzi, il 2025 sarà l'anno del centro unico per i soccorsi, l'approfondimento di Federica Fanta a pagina 5. Ancora sport, Dolomiti ad Adria per restare con il fiato sul coro del Treviso, l'articolo di Lazzarin a pagina 14. Continuiamo con lo sport, snowboard, Elisa Caffont sale sul podio, prima volta in slalom, e ancora Belluno, la promessa, entro 10 giorni ci saranno tutti i capi frazione, notizia che interessa il capoluogo bellunese, l'articolo a firma di Federica Fant. Lo troveremo a pagina 2. E a proposito di pagina 2, eccoci arrivati, giro senza le nostre vette, non ci sto, si alza la protesta di primi cittadini e sindacati per la decisione presa da alcuni di rinunciare alla tappa che arrivava a Cortina. Il presidente Padrina aveva detto: siamo stati noi a rinunciare col sindaco Lorenzi, sindaco del comune di Cortina, abbiamo condiviso la scelta di lasciar stare. Ultimi incontri nei paesi tra 10 giorni, tutti i nomi dei capi frazione, quasi concluso il lungo percorso, l'assessore Dal Ponte si inizia da temi sociali ed evitare aree dormitorio, notizia che riguarda il capoluogo bellunese. E ancora dal capoluogo, i Novax risarciscono i danni e fanno pace con il medico, hanno versato 1.000 euro ciascuno i leoni da tastiera che avevano insultato il pediatra, ma 2 non si sono pentiti. L'approfondimento è di Olivia Bonetti. Pagina 3, Olimpia, 1 biliardo tocca le Frecce Rosa, tutto pronto a Cortina, attesa finita per l'evento iridato sulla pista in Tofana, domani in programma la prima prova cronometrata in vista della discesa libera. La kermesse iridata rappresenta una sorta di prova generale in vista dei Giochi Olimpici del prossimo anno. E sempre a proposito dell'evento di questo prossimo fine settimana, tifosi del Triveneto in bus da casa al traguardo e ritorno. Continuiamo con pagina 5, la cabina di regia per i soccorsi, centro strategico per le Olimpiadi. Il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi spiega che questo sarà l'anno di apertura della maxi sala operativa di via Col d'Aren. L'articolo è a firma di Federica Fant. Il caso autista preso a bottigliate, la solidarietà via social di Matteo Salvini. E continuiamo con pagina 7, rimaniamo nel capoluogo. Ladri rubano gioielli e pistola finta, il colpo a segno in via Agosti nel tardo pomeriggio. I malviventi sono entrati forzando una porta-finestra, oltre agli ori, portato via anche la riproduzione di un'arma del 1800, indagine per risalire agli autori. E sempre da Belluno tenta di guardare il Piave salvato dai pompieri ed ecco appunto l'auto che è rimasta bloccata all'interno del fiume Piave. Fatto di cronaca giudiziaria, investire uccise Zaira, patteggia 1 anno, il 53enne di Sedico ha anche donato 500 euro al fondo vittime della strada e ha ottenuto la condizionale. Ancora, fatto di cronaca giudiziale, ex violento, accuse negli audio, microspie installate dai carabinieri, finti tecnici Enel. Passiamo a Feltre con pagina 8 del Gazzettino di Belluno. Videndum, c'è l'accordo per la cassa. Il provvedimento, che prevede l'estensione per 1 anno, permette all'azienda di adottare nuove misure di rilancio. La società, leader mondiale di apparecchiature per fotografia e cinematografia, ha in serbo il lancio di prodotti innovativi. Ancora da Feltre, podismo urbano, il calendario di tutte le prove. Si parte ad aprile con la Beer Trail, a maggio Corrifeltre, Giro delle Mura ad agosto e quindi Babbo Natale. Notizia di spalle, sabato l'addio all'avvocato, oggi il verdetto per Dominguez, si terranno sabato alle 11 in chiesa Quero Vassi i funerali dell'avvocato Paolo Serrangeli, morto a 47 anni, una giornata che consentirà un'ampia partecipazione di colleghi che arriveranno non solo dal foro di Belluno di cui Serrangeli faceva parte, ma anche del foro di Firenze dove fece la sua pratica ed esercitò per i primi tempi, e poi dalle città del Veneto, Vicenza, Padova, Verona, dove era conosciuto e stimato e da dove sono arrivati i primi messaggi pubblici di partecipazione dal dolore della famiglia. Venerdì sera alle 18:30 invece, sempre in chiesa Quero, verrà recitato il Rosario. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, con un richiamo anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 9. Incidente sul lavoro, operaio perde la mano. L'infortunio
È avvenuto ieri mattina in stazione a Feltre, nel cantiere dove RFI sta allestendo la nuova linea elettrica, trasportato al pronto soccorso del Santa Maria del Prato, poi a Verona, dove è stato sottoposto a un intervento. Come ha spiegato Ferrovie dello Stato in una nota, l'operaio in una delle ditte appaltatrici impegnata nelle attività di tesatura della nuova linea di trazione elettrica tra Quero, Vassa e Feltre ha subito un infortunio durante la realizzazione di una campata della linea di contatto. La campata è il tratto di linea elettrica compreso tra due punti di sospensione contigui di cui fanno parte tutti i conduttori, funi e fili. Da una prima ricostruzione tutta da verificare, sembra quindi che sia stato proprio un cavo su cui il quarantenne operaio stava operando ad essersi rotto o sganciato, provocando la grave lesione. Stiamo monitorando l'accaduto attentamente per ricostruire la dinamica. In questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il luogo dove è avvenuto l'incidente. Siamo nella zona della stazione FS di Feltre. Addio a Suor Margherita e a Don Giulio, la religiosa ha lavorato ad asilo e primarie di Foene, mentre salesiano anche al convento di Don Bosco. Ancora da Feltre, tutta un'altra storia, progetto comunale dedicato agli adolescenti. Pedavena, tradizionale festa di Sant'Antoni, buona cucina, sport e divertimento, domani il via alla 34esima edizione. Rimaniamo in Valbelluna, Sospirolo, il dopo De Bon, incertezza per le candidature a sindaco. Attualmente l'amministrazione è guidata dalla vice Livia Cadore. Dopo la riunione di giunta si è tenuto un incontro per pensare al futuro. E ancora politica, notizia di spalle, Limana, oltre Limana ribatte alle accuse di Talo, De Zanetta e Segat, noi abbiamo lasciato il comune sano. Borgo Valbelluna, faccia a faccia di Costruiamo Borgo, il gruppo di minoranza ha predisposto incontri con la popolazione. E ancora da Borgo Valbelluna, Dio Vittorio D'Almagro costruì anche il centro Incon, morto a 84 anni, fratello del parroco, aveva un'impresa edile che diede lavoro a centinaia di operai. La foto di copertina la troviamo con l'approfondimento a pagina 11, eroine e simbolo dell'emigrazione, una strada alle Laveder. Lo ha deciso il comune svizzero di San Gallo, patria del pizzo. Le sorelle erano andate lì proprio per ricamare. Un nuovo percorso pubblico in un quartiere di una cittadina della Svizzera sarà intitolato a 3 sorelle originarie di una piccola frazione di Cosaldo. Il percorso Lavederweg a San Gallo ricorda le 3 ricamatrici Laveder dell'omonima frazione agordina che rappresentano una storia di coraggio femminile, immigrazione, forza e resilienza. Partite dalla terra natia in giovanissima età, probabilmente non ancora maggiorenni, in cerca di fortuna all'inizio del Novecento, per sfuggire alla fame e alle scarse risorse professionali che la montagna offriva a quel tempo, arrivarono a San Gallo, la città dei pizzi, patria del ricamo che, stando agli ultimi dati disponibili, ha una popolazione di circa 75.000 abitanti, dei quali oltre il 30% stranieri. Spesso con la valigia in mano era il capofamiglia, ma la cosa singolare in questo caso è che ad emigrare fossero 3 donne, Regina, Anna e Olinda Laveder, che vediamo appunto in questo scatto grande. Vediamo appunto Regina Laveder e sua sorella Anna e nella piccola foto Olinda. Aiutateci ad ospitare i nostri gemelli del Dolomier, l'appello del comitato per trovare casa ai francesi che arriveranno per il 20° del patto di amicizia, notizia che interessa il comune di Agordo. Colle Santa Lucia invece fu sindaco, volontario calzolaio, addio a Pio, il decano di Colle. È morto a 96 anni col Cook, riferimento e memoria storica del paese, tra gli anni 80 e 90 fu primo cittadino. Siamo a Perarolo di Cadore con pagina 13 del Gazzettino di Belluno, boite in sicurezza, doppio cantiere di Genio Civile e Veneto Strade. La regione stanzia 7,5 milioni di euro per rinforzare le sponde alla confluenza con il Piave e l'argine destro per circa 200 metri. Comelico, maschere patrimonio UNESCO del comune sostegno totale. E ancora Cortina, concorso di idee per migliorare l'accessibilità, ultimi giorni. Scadrà a fine mese il termine per presentare un progetto legato ai temi dell'inclusione. In palio 5.000 euro. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 16, Dolomiti senza il giro, persa un'occasione per legare il territorio, questo è il titolo. I sindaci di Cesio Maggiore e Val di Zoldo tuonano, non c'erano alternative. Zalella di Cesio Maggiore era una vetrina per l'intero bellunese, i giochi sono
sono solo di Cortina. Il sospetto, il fondo per i grandi eventi come sarà usato? Per la pista da bob. Questi i quesiti che si pongono i due primi cittadini, appunto, rispettivamente Carlo Zannella di Cesio Maggiore e del comune di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin. Siamo a pagina 17, sempre più giovani con disabilità, ma i servizi sono insufficienti. Le prestazioni pubbliche spesso non sono efficienti e indicate per tutte le età. AIPD e ANFAS, le famiglie chiamate a sostenere le spese di cure e attività. Continuiamo con una notizia che riguarda in questo caso la nostra associazione. Ora il Museo delle Migrazioni è accessibile ai non vedenti, previsti 2 percorsi per gli ipovedenti, uno di 30 e l'altro di 60 minuti. L'inclusività passa anche per una nuova guida per immagine che possiamo vedere per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la guida che vi aspetta appunto visitando il nostro museo. Gli anziani e le prestazioni universali, SPI, misure importanti, sbagliati i requisiti, l'approfondimento vi aspetta a pagina 17. E adesso siamo a pagina 18 del Corriere delle Alpi, la stretta sugli alcolici preoccupa i baristi, servono bus e taxi. Il timore dei controlli spinge a bere solo un bicchiere se poi si deve guidare. La legge va rispettata ma si crea un'alternativa, senza auto qui non si vive. Cambiano le abitudini, alle casette di Natale più brulè analcolico rispetto alle birre. Le nuove regole, tasso fra 0,5 e 0,8. Tasso fra multa da 573 euro a 2170 euro perché appunto viene fermato con questo tasso alcolico. Tali 0,8 e l'1,5, arresto fino a 6 mesi e multa da 800 a 3200 euro con sospensione della patente da 6 mesi a un anno, la sospensione anche tra 0,5 e 0,8 da 3 a 6 mesi. Tasso superiore a 1,5, arresto da 6 mesi a un anno, multa da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente da 1 a 2 anni. Per i recidivi, se sanzionati con tasso superiore all'1,5 nei 2 anni precedenti, revoca immediata della patente e confisca del mezzo fra 0,8 e 1,5, obbligo di tasso alcolemico 0 e dispositivo alcoloc sul mezzo. Siamo a pagina 19, caccia agli alcol test fai da te, scorte bruciate in fretta, altro approfondimento di Alessia Forzin. Nelle farmacie sono andati a ruba ed è difficile trovarne, ma la richiesta è elevata. Grubissa di Federpharma sono più efficaci del passato, ma attenzione alle certificazioni. Mensa a Quartier Cadore, siamo nel capoluogo, accordo Dusman Famiglie, situazione risolta per 6 nuclei su 7, i genitori pagheranno gli arretrati, ieri incontro a scuola, presenti l'assessore Olivotto e i servizi comunali. Sospiro di sollievo della vicepreside e del comprensivo bambini tutelati. Lupi, ancora 18 mesi per il declassamento, troppi, siamo a rischio, la dichiarazione arriva dall'Alpago e ancora notizia di spalle, esperienza in Canada per 30 studenti, il progetto di Leonardo da Vinci. Il processo diffamazione Novax al medico, 7 risarciscono 2 a processo, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo con Feltre, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al grave incidente avvenuto ieri, purtroppo un operaio ha perso una mano, un giovane operaio di 40 anni. E ancora continuiamo con pagina 23, la Mon, una strada attraverserà Pugnai grazie alla donazione di terreni. Il percorso sterrato arriverà ben oltre la borgata in direzione Bellotti. Il nuovo percorso sarà utilizzato anche per l'approvvigionamento di legname. Siamo a pagina 24, Cesio Maggiore, Busca avrà un'area verde, Pradenic apre a vari sport, dietro la Tebusca percorsi pedonali, panchine, alberi e spazi per i bambini, il megaprogetto degli impianti sportivi è legato ai fondi dei comuni di confine. E sempre da Cesio Maggiore, fattoria sociale a Pulire in 13 interessati al progetto. 2 notizie brevi, la Mon, Croce Rossa, una serata per i potenziali volontari, l'appuntamento in questo caso è per, vediamo se è indicato, non lo vedo nell'indicazione, Sovramonte, Fiera dell'Innovazione dal 25 al 27 aprile. Alla Mon l'appuntamento è per venerdì. Borgo Valbelluna, incentivi e sportelli per nuovi alloggi, troppe case sfitte restano vuote, il comune avvia un progetto in sinergia con altri enti, Chiara Cesa, trovare appartamento oggi è una impresa. Rifiuti, acqua e gas, il confronto è aperto, 3 incontri pubblici a Borgo Valbelluna e continuiamo con Ponte nelle Alpi, anzi a Tambre, Proloco Tambre, 60 soci per animare il paese. Tra 10 giorni è fissata l'assemblea dell'associazione, Fiera della Montagna, Carnevale e Sagre, gli eventi clou. Longarone, oggi alle 18 la presentazione, variante, il comitato è preoccupato, c'è poca chiarezza.
Agordo sfasciarono 2 bus posteggiati in stazione, 4 mesi a testa. I ragazzi agordini dichiarati colpevoli di danneggiamento, nessuno ha pagato i 3.000 euro di risarcimento danni. Val di Zoldo, il lunare compie 20 anni, orgoglio per noi studenti. Colle Santa Lucia, rifugio Fedarè, venerdì si celebra la pizza. E a Voltago Gordino, guardate che meraviglia, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, De Marco immortala la luna del lupo. Verso Milano Cortina 2026, impianto di risalita per Socrepes, il nuovo tracciato. Cabinovia di Socrepes, un nuovo tracciato in commissione via. Dopo le difficoltà emerse a causa della frana di Mortisa Simico, cambia strada, filtra ottimismo dalla regione e se andrà bene via alla conferenza dei servizi. E adesso l'appuntamento, tutto pronto per la Coppa del Mondo di sci alpino, all'opera un esercito di 400 persone. Il direttore di gara Gobbo, oggi faremo il test run alle 12.30 alla presenza della FIS e di tutti gli allenatori delle squadre. Per Arolo, 2 opere in difesa del paese, ritardi per un ricorso, si riparte. Il fatto di cronaca giudiziaria che ci porta in Comelico, Santo Stefano faceva riti sciamanici per la sua compagna a energie negative. Dalla rubrica Giorno e Notte, dalla Groenlandia nell'immenso blu, le emozioni a piedi di camminando. Torna il 7 febbraio la rassegna di Borgo Valbelluna Safe Walking. Il programma sarà arricchito da escursioni, degustazioni e cene a tema. Domani al Comunale di Nobuzzati l'anatra all'arancia va verso il sold out. Borca di Cadore, One Man 100% Blues, concerto voce e chitarra domani all'Hotel Boite. E ancora a Belluno, stasera presentazione al Catullo, scambio a fresco con band, un gemellaggio artistico. Dalla rubrica Cultura e Società Musica, a Nord-Est un anno di grandi concerti. Si parte con Sfera e Basta e Giovannotti, poi Pinguini, Cremonini e Zucchero, tanti big internazionali, Sting, Morissette, Robbie Williams e Massive Attack. Continuiamo con lo sport bellunese. Universiade di Torino, niente medaglia per l'Ital Cortina nel mixed doubles. Francesco De Zanna e Giulia Azzardini Lacedelli si arrendono prima all'Inghilterra e poi al Canada nella finale per il bronzo. La Driese è in gran forma, servirà la migliore Dolomiti, calcio di Serie D, l'appuntamento è oggi alle 14.30, sfida impegnativa sul campo dei Rodigini, 13 risultati utili nelle ultime 14 gare, Zanini essere secondi dopo 21 partite è un grande motivo di orgoglio. Dalla pallavolo, Final Four di Coppa Italia e duello fra Belluno e Sorrento, calcio a 5, under 15, canottieri travolgente, la capolista è a 1 punto. Ancora sport, snowboard a Bad Gastein, Super Caffont, bronzo in Austria in Coppa del Mondo. Hockey, Italian Hockey League, alleghe tra Piano e Feltre, da TOS playoff raggiunti, ora diamo il massimo. Basket Serie DR1, idolo, sprona al Valbelluna, la salvezza è possibile, ma cambiamo mentalità. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, nuvolosità in diminuzione, fino a cielo ovunque sereno dal pomeriggio, precipitazioni di notte probabilità bassa da 5 al 25% per qualche goccia di pioggia, per il resto assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno, a voi tutti un buon proseguimento di giornata, torneremo in replica via streaming questa sera alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana.